Prima le urla, poi le coltellate, la lotta disperata della donna e il marciapiede sotto l'abitazione di via Montorio che si macchia di pozze di sangue. A terra una mamma di 34 anni, accanto nel passeggino il figlio di appena 8 mesi. A poca distanza, ancora con la lama in mano, il compagno 29enne della donna. È un passante sconvolto a dare l'allarme alla polizia. Sono le 11:30 in Borgo Venezia, a Verona. Venite, hanno appena accoltellato una donna in strada e c'è anche un bambino. Volanti e Suem arrivano in fretta lungo la via davanti all'edificio dove vive la famiglia africana originaria del Benin. La 34enne respira, ma è molto grave. Ha subito più di un fendente, soprattutto alla schiena. I sanitari la medicano sul posto e la portano d'urgenza in ospedale a Borgo Trento in condizioni critiche, mentre il piccolo di 8 mesi, fortunatamente illeso, viene affidato ai servizi sociali. Intanto gli agenti bloccano il compagno rimasto sul luogo dell'aggressione, a sua volta ferito alla mano. Durante l'attacco, la donna, nel tentativo disperato di difendersi, è riuscita per un attimo a sfilare il coltello all'uomo colpendolo tra le dita prima di soccombere. Cosa abbia scatenato la violenza cieca è da accertare. Il 29enne, arrestato per tentato omicidio, è rimasto muto per ore in questura. Fortunatamente la donna, pur grave e in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita, ma solo quando si riprenderà potrà raccontare i terribili istanti precedenti a quello che poteva trasformarsi nell'ennesimo femminicidio in un Veneto che ha pagato un tributo già altissimo su questo fronte. La notizia che giunge da Verona riapre interrogativi sociali e situazioni già provate in moltissimi altri casi, è il commento del presidente della regione, Luca Zaia. Interrogativi che continueremo a vivere finché non si sarà realmente affermata la cultura del rispetto e con essa la fine di ogni mentalità che spinge certi uomini all'aggressione contro le donne.